dal TG Sicilia i titoli di questa edizione. Catania arresta un giallo, la morte di una donna romena di 36 anni trovata in un edificio abbandonato in via Cristoforo Colombo. La prima ispezione medico-legale fa ipotizzare che la vittima sia stata uccisa. Sigonella obiettivo sensibile dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, ma dalla base l'allerta non cambia, solo un avviso di restare vigili rivolto ai cittadini americani. A Niscemi arretra la zona rossa e circa 700 sfollati ritornano nelle proprie case a un mese di distanza dalla frana, atteso per oggi un nuovo sopralluogo del commissario straordinario per le acque. Frustate, calci e pugni per costringerlo ad abbandonare la propria casa popolare allo Zen di Palermo. La vittima è un cittadino di origini cingalesi che denuncia il racket degli alloggi. Rivolta al carcere di Piazza Lanza a Catania, distrutto il reparto di isolamento, ore di tensione altissima, poi finalmente il ritorno alla calma. Il Consipe denuncia ennesimo fatto gravissimo mentre il personale penitenziario è stremato da turni interminabili. E poi calcio, il Palermo perde dopo 14 risultati utili consecutivi. All'Adriatico vince il Pescara per 2-1. I rosanero scivolano a 6 lunghezze dalla zona promozione diretta. Serie C pari senza gol del Catania a Salerno, ma non va oltre lo 0-0. Rozzazzurri a -7 dal Benevento Capolisca e prossimo avversario di giovedì. C'è mancato il gol, il commento del tecnico toscano. E poi sempre in Serie C, poker del Siracusa alla Casertana con doppietta di Limonelli. Gli azzurri tornano a sperare nella salvezza. Catania, una 35enne romena trovata morta in un edificio abbandonato nei pressi del porto. Sul corpo, notato da alcuni passanti, trovati segni di percosse e ferite d'arma da taglio. Si indaga nel mondo della prostituzione e della droga. Tonino De Mano. Carnagione chiara, capelli neri e lunghi, pochi vestiti addosso, sul corpo segni di percosse e ferite d'arma da taglio. Una donna di 35 anni romena è stata trovata senza vita in questo edificio che in passato ospitava l'ex consorzio agrario. Siamo in via Cristoforo Colombo, a pochi metri dal porto di Catania, dove ieri una telefonata al 112 ha fatto scattare l'allarme. A chiamare sono stati alcuni residenti di via Aretusa che tra rifiuti, indumenti abbandonati, pezzi di auto e pneumatici avevano visto la sagoma di una persona ed in particolare una gamba fuoriuscire tra copertoni d'auto e materassi in disuso. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, forse avvenuto qualche giorno prima. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile, mentre il medico legale ha effettuato un primo esame esterno. Si indaga per omicidio. L'attenzione degli investigatori si sta concentrando sul mondo della prostituzione e del crack. La salma, su disposizione del magistrato di turno Liliana Todaro, è stata sequestrata in vista dell'autopsia che sarà effettuata tra martedì e mercoledì. Nel frattempo alcuni extracomunitari e residenti della zona sono stati ascoltati per cercare di ricostruire le ultime ore della 35enne romena. A Catania, dopo l'attacco di USA e Israele all'Iran, la base militare di Sigonella lancia un avviso ai militari e alle loro famiglie. L'invito è restare prudenti e vigili ovunque si trovino. Adelaide Barbagallo. Rimanete vigili. Non sono lontani dalla Sicilia gli echi delle bombe, così come il pericolo che può derivare dall'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran. Da Catania la base militare americana NAS di Sigonella ha diffuso un avviso di sicurezza rivolto al proprio personale e alle famiglie, ovunque si trovino nel nostro territorio. Attraverso i canali social ufficiali il comando invita a mantenere un atteggiamento prudente. Vi ricordiamo di rimanere vigili. Anche se al momento non ci sono minacce specifiche e credibili, la vicinanza resta fondamentale per la vostra sicurezza. Al momento il livello di allerta Alfa Plus all'interno della struttura militare siciliana è rimasto invariato e non ha subito alcun innalzamento. È il livello che indica minaccia generica aumentata senza indicazioni specifiche, ed è così da tempo. Ma i militari e i loro familiari sono invitati a mantenere un basso profilo, a guardarsi attorno, a usare cautela in presenza di grandi raduni inaspettati, essere prudenti nelle attività quotidiane.
Per garantire una comunicazione tempestiva, la base consiglia di abilitare le notifiche sul sistema di emergenza Tocco, seguire le pagine sociali ufficiali Facebook e Instagram di Nassig e applicare la regola del se vedi qualcosa di sospetto, segnalalo. L'avviso si conclude ricordando 2 contatti telefonici, uno per un eventuale intervento non in emergenza e uno dedicato invece all'emergenza, e poi si conclude con stay safe, tradotto in italiano stai al sicuro, riguardati. Superficiale pensare che la guerra è lontana. La Sicilia e tutto il Mediterraneo sono strategici nei conflitti in Medio Oriente. In mare ci sono già navi americane dispiegate e a Sigonella ci sono i droni da ricognizione come i Global Hawk. In un mondo globalizzato tutto ci riguarda. Via le Transenne tornano i cittadini e cominciano i rientri nelle case evacuate. Da un mese dalla paura Niscemi prova a ritrovare la normalità tra sollievo, polemiche e monitoraggi costanti sulla frana. Gerry Italia. Sono bastati pochi minuti perché Niscemi cambiasse volto. Alle 19 in punto di sabato, con la rimozione della prima transenne in via 4 novembre, la strada che conduce al Belvedere, la città ha ricominciato a respirare. I cittadini sono tornati a passeggiare, trasformando la riapertura in un momento collettivo di liberazione e di rinascita. Tolte anche le barriere nel rione Sante Croci fino al limite dell'area di protezione. Resta invece interdetta la zona più esposta a rischio, quella entro 100 metri dal ciglio della frana, dove la vigilanza continua senza sosta. Liberata anche piazza Vittorio Emanuele per settimane, cuore operativo dell'emergenza, con il presidio permanente dei vigili del fuoco. Un altro segnale di ritorno alla normalità dopo giorni segnati da paura e incertezza. Dobbiamo continuare a crederci, Niscemi non si ferma e non si fermerà mai. Da oggi iniziano anche i primi rientri nelle abitazioni. Circa 500 persone costrette a scappare via domenica 26 gennaio tornano finalmente a casa. Una coincidenza che colpisce esattamente un mese dopo, domenica 1 marzo, segna l'inizio della ripartenza. Nelle case non c'è ancora il metano, che verrà riattivato oggi, e poi c'è da sistemare gli ambienti rimasti chiusi per oltre 30 giorni, recuperare gli effetti personali e provare finalmente a rimettere insieme la quotidianità. Ma la riapertura porta con sé anche qualche polemica. In diversi casi l'uscita o meno dalla zona rossa è dipesa da pochi centimetri, confini sottilissimi che dividono abitazioni e attività commerciali, alimentando malcontento e proteste. I tecnici però assicurano: la nuova perimetrazione è frutto di settimane di monitoraggi continui, rilievi satellitari e controlli sul campo. La Protezione Civile regionale esclude movimenti recenti nell'area riaperta, ma i controlli resteranno quotidiani. Oggi anche l'arrivo del commissario per le acque Fabio Fatuzzo per un nuovo sopralluogo. Al centro delle verifiche il sistema di regimentazione delle acque, uno snodo decisivo per prevenire nuovi smottamenti, perché a Niscemi l'emergenza sembra ormai alle spalle, ma la prudenza resta alta. Picchiato e frustrato davanti ai familiari perché doveva abbandonare un alloggio allo Zen 2, una famiglia cingalese nel mirino del racket delle case popolari. Marco Gullà. Frustrato, vessato, umiliato per costringerlo ad abbandonare la casa popolare allo Zen 2 che gli era stata assegnata legalmente. Nel mirino è finito un uomo dello Sri Lanka arrivato da pochi mesi insieme alla moglie e ai figli e che vive in un appartamento assegnato regolarmente. La mafia, che vuole continuare a controllare l'assegnazione abusiva degli alloggi popolari nel quartiere, lo minaccia fino a picchiarlo selvaggiamente davanti alla sua famiglia. Il cingalese, che lavora come collaboratore domestico presso alcune famiglie, aveva deciso di resistere, una scelta che ha innescato la spedizione punitiva. Te ne devi andare o ti ammazziamo, le minacce verso l'uomo. Poi, al rifiuto del cingalese, è partita la missione di violenza con calci, pugni e colpi di cintura. Tutto davanti alla moglie e ai figli in lacrime che gridavano basta. Questo episodio ci fa capire come il caso del racket delle occupazioni abusive non sia una questione isolata, ma sia una questione sistemica che insiste nei quartieri di edilizia popolari e rispetto ai quali la nostra amministrazione sta potenziando la vigilanza e il raccordo con la prefettura e con le forze dell'ordine per garantire che lo Stato di diritto possa affermarsi, laddove prima c'era soltanto sopraffazione e violenza. Rivolta al carcere di Piazza Lanza a Catania, distrutto il reparto di isolamento. Ore di tensione altissima, poi finalmente il ritorno alla calma. Orazio Longo.
La situazione è tornata sotto controllo dopo l'intervento del comandante di reparto e del direttore della struttura carceraria, ma sono stati momenti di altissima tensione alla casa circondariale di Piazza Lanza, a Catania, dove 3 detenuti, durante una violenta rivolta, erano riusciti a prendere il controllo della sezione isolamento, scatenando una furia distruttiva che ha reso necessario l'arretramento tattico degli agenti presenti per evitare il peggio, mentre fuori dalla struttura si schieravano pattuglie e camionette della questura. Nonostante l'ordine sia stato ristabilito, il bilancio materiale è pesante, la sezione isolamento appare completamente distrutta e inagibile, denuncia il Consipe, la Confederazione dei Sindacati Penitenziari, che sottolinea le difficili condizioni di lavoro degli agenti penitenziari stremati, dicono, da turni di lavoro interminabili. Questa è l'ennesima prova che il sistema penitenziario è fallito e comunque va riformato. Ieri sera un gruppo di detenuti addirittura è riuscito non solo a distruggere un'intera sezione detentiva, ma è anche è arrivata a salire sopra i tetti. Quello che chiediamo è potere legislativo regionale e anche nazionale, che comunque è di salvaguardare quello che è il lavoro e la presenza dei poliziotti penitenziari all'interno delle carceri. E adesso una notizia: durante la traversata con altre 30 persone in Libia ha partorito sul gommone. Una giovane del Mali è arrivata al molo Favarolo di Lampedusa dopo il soccorso della motovedetta della Guardia di Finanza. Sia la donna sia il neonato stanno bene. Ad assisterla sul gommone durante il parto le altre 3 donne a bordo. E questo pomeriggio un elicottero dei Vigili del Fuoco è intervenuto a Piano Provenzana, sul versante nord dell'Etna, per soccorrere un gruppo di 5 escursionisti che si trovavano in condizioni di pericolo. 2 escursionisti infortunati sono stati trasportati all'ospedale Cannizzaro, dove i 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario. E cambiamo argomento: cala il sipario sul Festival di Sanremo 2026, che ha visto il trionfo di Sal Da Vinci, generoso sul palco e tra la gente, fino alla vittoria, che segna una nuova svolta nella sua lunga carriera. Il servizio di Roberta Lunghi ed Emanuela Corsi. Siamo divertiti tanto, ti abbiamo visto ballare pure con una signora in prima fila. Che bello quel momento, spero che io non gli abbia rovinato la serata, perché l'ho vista all'inizio un po' imbarazzata. A Caltanissetta si riaccende il dibattito sul futuro del Parco Dubini, chiuso da settimane. Cittadini e associazioni si sono ritrovati davanti ai cancelli dell'area verde, dove è stata avviata una raccolta firme per favorire un confronto tra ASP e Comune e arrivare alla riapertura del parco. Rita Cinarchi. I cancelli restano chiusi, ma la città non si ferma. Questa mattina davanti al Parco Dubini di Caltanissetta decine di cittadini si sono ritrovati per chiedere la riapertura di uno dei pochi spazi verdi della città. Durante l'incontro sono state raccolte le firme per costituire un comitato civico a difesa del parco. Il Dubini è chiuso da settimane. In un primo momento lo stop era stato disposto per il maltempo, ma superata l'emergenza i cancelli non sono stati più riaperti. L'ASP, proprietaria del parco, ha spiegato che sarebbero necessari interventi di manutenzione per renderlo nuovamente fruibile, interventi che l'azienda non può sostenere per mancanza di fondi. Il comune, dal canto suo, ha chiarito che la competenza non spetta all'ente. Il Dubini era diventato un parco della città, famiglie, bambini, sportivi hanno fruito i pomeriggi, soprattutto i pomeriggi del Dubini, e ora vederlo chiuso veramente fa male. Questo rimbalzo di responsabilità tra l'ente proprietario, che è l'ASP, e il comune, che poi è l'ente territoriale competente, veramente fa male. Intanto però il parco resta chiuso e i cittadini rivendicano il diritto a riappropriarsi di un luogo considerato un polmone verde per la città. Venivamo spesso a fare le passeggiate qua al Parco Dubini e prendere aria, a fare anche un po' di attività fisica, e ora per noi veramente ci è mancato moltissimo questo punto. E adesso una pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati, adesso lo sport. Il Palermo perde dopo 14 risultati utili consecutivi. All'Adriatico vince il Pescara per 2-1. Rosanero che scivolano a 6 lunghezze dalla zona promozione diretta. Vediamo com'è andata.
Svogliato e con poche idee, la banda di Inzaghi ha steccato il concerto più importante e scivola adesso a 6 lunghezze dalla zona della promozione diretta. Regna l'equilibrio nei primi minuti, il Pescara abbaia subito e vuol far capire di non essere vittima sacrificale nonostante l'ultimo posto. La prima occasione per Pierozzi che però non riesce a graffiare. Insigne invece regala giocate d'autore, davvero incredibile come l'ex Napoli giochi in B e per la salvezza. Nel primo tempo però è del Pescara, nel finale la palla per cambiare lo score, ma Di Nardo non inquadra la porta. Ripresa, fuori Peda che ha ammonito e dentro Beresischi, ma è dai piedi di Segre che nasce l'azione che porta al gol del solito Poyampalo, stoccata sotto porta e Palermo in vantaggio. Dopo 8 minuti però cambia tutto, Joronen sbaglia il rinvio e colpisce la testa di Di Nardo che prolunga per Insigne, tenuto in gioco da Augello, il numero 11 non sbaglia e firma il pareggio 1-1. Il Palermo crolla mentalmente, il Pescara prende campo, i cambi frizzano la manovra dei rosanero impallata e senza fluidità. Poi nel finale la doccia gelata per i siciliani, Meazzi sguscia via Beresischi e prova la conclusione, la deviazione di Veroli mette fuori tempo Joronen nel pallone e scivola lentamente in rete. Finisce così, il Palermo spegne i motori prima del decollo, una sconfitta che brucia. Il Catania gioca meglio della Salernitana, soprattutto nel primo tempo, ma non va oltre lo 0-0. Adesso il Benevento è a +7 e giovedì i rossazzurri saranno di scena proprio al Vigorito. Marco Carli. Il primo big match della serie finisce 0-0. Alla Recchi il Catania gioca meglio della Salernitana, soprattutto nel primo tempo. Maggiore equilibrio nella ripresa, ne viene fuori un pari che consente al Benevento, vittoriosa potenza, di allungare. Ora i punti di distacco dalla prima sono 7. Toscano sceglie Allegretto in difesa e Di Noia a centrocampo. In attacco i trequartisti sono D'Ausilio e Jimenez alle spalle di Rolfini. La partita vive subito di ritmi elevati. La Salernitana riesce ad arrivare subito al tiro alto con Molina. Il Catania risponde con Jimenez che serve Casasola. Dribbling e ottimo pallone in mezzo su cui non arriva la deviazione vincente. La prima conclusione nello specchio della porta di Donnarumma che prova dalla lunga distanza trovando la parata del suo omonimo portiere dei Campani. I rossazzurri trovano la terza occasione con una ripartenza di D'Ausilio bravissimo a liberarsi di Longobardi, meno nella conclusione che viene respinta da Donnarumma. I due esterni costruiscono una nuova opportunità. Il cross da sinistra di Donnarumma trova il colpo di testa di Casasola che termina al lato di pochissimo. Nei primi 45 minuti avrebbe meritato di più il Catania che ha avuto la colpa di non concretizzare. Nella ripresa Cosmi compatta la squadra, Toscano cambia gli interpreti in attacco ma succede poco. La prima vera conclusione rossazzurra è di D'Ausilio con il pallone alto sulla traversa. La Salernitana segna con Villa ma la rete è annullata giustamente per un fuorigioco precedente di Quirini. Non cambia più nulla, la prestazione resta ma il risultato, vista la vittoria del Benevento, lascia un po' di amaro e adesso al Catania serve una vittoria al Vigorito per provare a riaprire la corsa al primato. E adesso sentiamo il commento del tecnico toscano nel post partita, ascoltiamolo. Sono orgoglioso della prestazione che hanno fatto i ragazzi, hanno fatto la partita che bisognava fare contro una squadra forte che con il cambio dell'allenatore poteva trovare nuova linfa, nuovo entusiasmo, invece noi abbiamo fatto i primi 45 minuti bene. Il secondo tempo non come il primo tempo, ma abbiamo creato anche il secondo tempo situazioni per vincere la gara e ripeto, sono orgoglioso per i ragazzi. Poi c'è mancato il gol, lavoreremo anche su quello perché sta capitando troppo spesso che noi per fare un gol dobbiamo creare 7-8 situazioni pericolose, però ripeto, io devo fare solo complimenti ai ragazzi e sono orgoglioso di loro. Dobbiamo continuare su questa strada con queste prestazioni, con questa personalità, con questa consapevolezza. Poker alla Casertana con la doppietta di Super Limonelli, il Siracusa torna a vincere e a sperare, distacco dal Foggia che si riduce e 2 lunghezze. Marco Pedrolito. Intensità, abnegazione e grande spirito di sacrificio. Il Siracusa ritrova il sorriso e lo fa nel modo migliore, superando 4-0 la Casertana, una delle squadre più solide del campionato. Un successo che vale molto più dei 3 punti perché arriva in un momento delicatissimo tra penalizzazione e difficoltà societarie ed in un ambiente caldo sugli spalti del De Simone che ancora una volta ha risposto presente, sostenendo la squadra dall'inizio fino alla fine. Prima azione pericolosa dopo 4 minuti, Artiti inventa sulle 3 quarti a entrenare e serve Frisen, doppia conclusione e risposta della difesa campana di De Lucia che tengono in piedi i rossoblù. La Casertana prova a reagire al quarto d'ora con Casarotto, ma il suo
tentativo termina alto. 23esimo ancora il Siracusa vicino al vantaggio, Arditi serve Di Paolo che calcia di prima intenzione trovando un ottimo De Lucia. La rete però è nell'area, arriva al 41esimo, disimpegno impreciso di Martino, Limonelli è il più lesto ad ambientarsi sul pallone e a superare De Lucia. Vantaggio più che meritato e prima dell'intervallo Arditi anche la palla del raddoppio, ma calcia alto da buona posizione. Casertana che prova comunque a prendere campo, ma il Siracusa difende bene con ordine e nel momento più delicato sferra il colpo del KO. A 66esimo sugli sviluppi di un corner dell'entrato Contini, Limonelli si inventa uno splendido destro giro che vede il pallone terminare alle spalle di De Lucia per la sua personale doppietta. 73esimo azione dei neoentrati Zanini e Valente, con quest'ultimo che supera De Lucia in uscita e deposita in rete per il 3-0. Poi il poker che arriva nel finale, conclusione di Valente, respinta dal portiere campano, Di Paolo è il più lesto di tutti e firma il tap-in del 4-0 per la sua 7ª rete stagionale. Siracusa che dunque non solo vince ma convince, anche se la strada verso la salvezza resta complicatissima, l'inezia emotiva della stagione può ancora cambiare. Gli azzurri del resto sono vivi e lo hanno dimostrato nel miglior modo possibile. Adesso una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.